da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Dopo il voto per le europee si va verso il rimpasto alla regione. Salvo Tomarchio da assessore della Giunta Trentino si sposta all'Ars al posto di Falcone che vola a Bruxelles. I nomi e le ipotesi su nuovi equilibri della coalizione di governo. La mappa dei risultati delle amministrative in Sicilia sfida 2 a Caltanissetta, unico capoluogo di provincia tra i 37 interessati al voto. Determinante per la latitanza di Matteo Messina Denaro, la Procura di Palermo ha chiesto 15 anni per Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazzara Manta del Boss. Oggi attesa la sentenza per il prestanome dell'ex Primula Rossa. Caldo africano e rischio incendi in tutta la Sicilia. Emergono i ricordi di chi ha subito gravi danni nei luoghi di un anno fa nel Palermitano. Abbiamo paura, dicono, non è cambiato nulla. Mobilità insostenibile a Catania, difficile spostarsi in carrozzina con la metropolitana, dalle fermate off limits per i disabili fino all'impossibilità di usare l'ascensore. Franata la parete sud-est del Monte Pomiciaro sopra Zafferana, nelle spettacolari immagini della forestale le fasi del crollo su una zona impervia della Valle del Bove. Il calcio, il Palermo avvia le operazioni di mercato, obiettivo migliorare la qualità del gruppo. Il Catania, in attesa di poter ufficializzare l'allenatore Mimmo Toscano, lavora alla costruzione della nuova rosa. Ancora ben trovati, passata la sbornia elettorale, si tirano le fila dei risultati e inizia così la corsa ai nuovi equilibri. Dietro l'angolo c'è un rimpasto inevitabile in giunta, anche alla luce di alcuni addii da parte di assessori ormai sulla strada per Bruxelles. Ma sentiamo Manlio Viola. Tempo di resa dei conti nella maggioranza che governa la regione siciliana. Risultati elettorali acquisiti, i dati delle consultazioni europee non mancheranno di avere conseguenze sugli equilibri di coalizione. Il primo tema riguarda i rapporti fra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Gli azzurri diventano primo partito in Sicilia, ma dagli scranni meloniani il capogruppo Giorgio Assenza ricorda che il risultato non è imputabile solo a Forza Italia, ma anche agli ospiti, ovvero MPA, Noi Moderati e DC Nuova di Cuffaro. Di fatto rivendica che FDI resterebbe in ogni caso la guida della coalizione. Ci sono poi proprio gli alleati interni, ospiti della lista azzurra, che presentano il conto del loro apporto e non è cosa da poco. Il rimpasto dunque è dietro l'angolo, sia perché siamo quasi a metà mandato che per una serie di rinvii. Bisogna coprire il posto di Luca Sammartino rimasto vacante e bisognerà sostituire l'assessore all'economia Marco Falcone che andrà a Bruxelles. A subentrare a Falcone in Parlamento sarà Salvo Tomarchio, attuale assessore della Giunta Trentino. Per lui si profila un doppio salto mortale con l'approdo direttamente nella Giunta Schifani, probabilmente all'assessorato territorio e ambiente. In questo caso lascerebbe Elena Pagana, la moglie di Ruggero Razza, che va anche lui a Bruxelles, e farebbe spazio a Giussi Savarino, forte degli oltre 22.000 voti ed ex presidente della Commissione Bilancio, dunque probabilmente indirizzata al posto di Falcone. Annalisa Tardino, non rieletta a Bruxelles nella Lega, aspirerebbe al posto di Sammartino. Improbabile invece che si concretizzi la voce che vuole Caterina Chinnici al posto di Giovanna Volo. Quasi certamente Edi Tamaio resterà in Sicilia, facendo scattare il seggio a Bruxelles proprio per lei. E per tutti gli eurodeputati eletti in Sicilia adesso è tempo di festeggiamenti e riflessioni in attesa dell'insediamento. Sentiamo le voci raccolte da Luca Ciliberti. Nutrita e diversificata la pattuglia degli 8 europarlamentari che arriverà a Bruxelles dal Collegio Isole. Per tutti è tempo di festeggiamenti. Rifletterà sul da farsi con Schifani e con il suo partito mister preferenze Edi Tamaio. Per ora godiamoci questo grandissimo risultato, poi mi siederò col partito per decidere insieme qual è la migliore strategia da fare. Se dovesse rinunciare, lo scorrimento premierà proprio l'uscente Caterina Chinnici. Chi andrà certamente in Europa sarà Marco Falcone, che dopo una campagna elettorale cominciata praticamente a dicembre, adesso si gode il successo. Avevo il piacere, l'esigenza, ma se vogliamo anche la curiosità di capire se dopo 7 anni di governo quello che avevamo fatto si traducesse anche in dato politico. Nelle fila di Fratelli d'Italia ha funzionato il tandem Ruggero Razza-Giuseppe Milazzo. È stata una campagna elettorale frutto di un lavoro di squadra. Guai a pensare che un risultato peraltro importante come quello che abbiamo raggiunto potesse essere raggiunto personalmente. Ed è proprio l'uscente riconfermato a ricordare che le sue scelte e la sua lealtà verso il partito sono state premiate. Ho portato
un partito in maggioranza per andare in un partito all'opposizione e fare una lunghissima traversata nel deserto che ha portato alla mia rielezione. Una rielezione che sa di rivincita personale anche per Raffaele Stancanelli, candidato a questo giro con la Lega. Ci sono le persone che si occupano del territorio, rappresentano il territorio e hanno i successi. Signore, così la democrazia funziona così. Il PD arriverà a Bruxelles al momento solo con Peppino Lupo, storico esponente Dem. Ritorna in Europa dopo 30 anni invece Leoluca Orlando con la lista Verdi e Sinistra. Successo personale infine anche per Giuseppe Antoci, eletto nel Movimento 5 Stelle. Tantissime preferenze, tantissime carezze al cuore per una Sicilia che mi ha travolto d'affetto. Ma attenzione, queste tantissime preferenze hanno bisogno della massima attenzione. Per tutti adesso sarà tempo di preparare le valigie. Primo appuntamento in agenda a metà luglio per l'insediamento ufficiale con la plenaria di Strasburgo. Ma in Sicilia si votava anche per le amministrative in ben 37 comuni, chi ce l'ha fatta al primo turno e chi andrà al ballottaggio. È sfida a 2 a Caltanissetta, unico capoluogo di provincia interessato. Lorena Dolci. Ballottaggio a Caltanissetta per l'elezione del sindaco. A contendersi la poltrona andranno il candidato del centrodestra Walter Tesauro e la candidata civica sostenuta anche dal PD ma senza simbolo, Annalisa Petitto. Tesauro di Forza Italia si è attestato sopra il 34%, lontano dunque da quel 40% richiesto dalla legge elettorale siciliana per l'elezione al primo turno. Dopo un'altalena estenuante con il sindaco uscente Roberto Gambino che sperava di ripetere il bis, la Petitto ha fatto il sorpasso con il 30,81%, superando di 3 punti percentuali l'ormai ex primo cittadino, eletto 5 anni fa con i 5 Stelle. Il centrodestra scommette che dopo un sindaco civico e uno grillino, i nisseni non vogliano altri esperimenti. È un dato positivo per Forza Italia come primo partito, ma dobbiamo lottare in questi 15 giorni come coalizione per ottenere il risultato che noi riteniamo di poter tranquillamente raggiungere fra 15 giorni. Un uomo e una donna e gli sfidanti anche a Gela. Al ballottaggio andranno Grazia Cosentino, espressione come tecnico della coalizione di centrodestra, e Terenziano Di Stefano alla guida di un centro-sinistra allargato. Tra i due uno stacco di oltre 100 voti. Fra i 37 comuni chiamati al voto ce l'ha fatta al primo turno l'avvocato Giovanni Lentini che guiderà Castelvetrano, che cerca faticosamente di togliersi l'etichetta di città del boss Messina Denaro. Riconfermato ad Aci Castello Carmelo Scandurra, sostenuto dal centrodestra, e il sindaco di Mazzara del Vallo Salvatore Quinci. La Procura di Palermo ha chiesto una condanna a 15 anni di carcere per Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazzara, amante di Matteo Messina Denaro. Intanto nel pomeriggio è attesa la sentenza per Andrea Bonafede, prestanome del boss. Laura Spanò. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 15 anni di reclusione per Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazzara, sentimentalmente legata a Matteo Messina Denaro. La Bonafede, figlia del boss del paese Leonardo, uomo da sempre vicino a Messina Denaro, è accusata di associazione mafiosa. La requisitoria è stata condotta dai PM Piero Padova e Gianluca De Leo. Il processo si svolge con il rito abbreviato. Alla donna, arrestata ad aprile del 2023, inizialmente era stato contestato il reato di favoreggiamento aggravato, modificato nel corso delle indagini in quello di associazione mafiosa. La maestra è cugina di Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l'identità al boss durante l'ultima fase della latitanza, e di altri 2 favoreggiatori del padrino, Emanuele e Andrea, omonimo del geometra, entrambi già condannati. Secondo la Procura di Palermo, Laura Bonafede sarebbe stata un pezzo fondamentale del meccanismo che per 30 anni ha protetto e favorito la latitanza di Messina Denaro. I 2, insieme alla figlia della donna, Martina Gentile, ai domiciliari per favoreggiamento e procurati in osservanza della pena, avrebbero vissuto insieme e si sarebbero comunque sempre frequentati. Intanto è attesa per oggi, al termine delle controrepliche della difesa, la sentenza del GUP di Palermo per il geometra di Campobello Andrea Bonafede, arrestato dal Rossa a gennaio 2023 e accusato di associazione mafiosa per avere prestato la propria identità all'allora latitante. Fu grazie a quei documenti che Messina Denaro riuscì a curarsi nelle strutture sanitarie pubbliche e a carico dello Stato. La sentenza segnerà un altro passo nella lotta contro la fitta rete di fiancheggiatori che negli anni ha sostenuto e protetto il boss.
La Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna all'ergastolo per omicidio di Letizia Spatola e Salvatore Blanco. Li vedete nelle foto, la madre e il patrigno di Evan, il bimbo di 1 anno e mezzo, morto a Rosolini 4 anni fa. Confermata dunque la sentenza del 2022 della Corte di Assise di Siracusa. Secondo l'accusa il bimbo è morto per le lesioni inflitte dall'uomo davanti alla madre, che non è mai intervenuta. Dall'autopsia è stato accertato che l'insufficienza cardiorespiratoria fatale per il bambino era dovuta appunto alle lesioni subite. E andiamo nel Messinese, dove è stata scoperta un'altra truffa sui fondi agricoli dell'Unione Europea, sequestro da 200.000 euro a un imprenditore. Francesco Triolo. Una frode all'Unione Europea con false attestazioni di possesso di terreni agricoli ha portato oggi al sequestro di beni, tra cui una società agricola per un valore di circa 200.000 euro da parte dei finanziari del Comando Provinciale di Messina. Il provvedimento arriva a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura Europea di Palermo, che ha segnalato il responsabile dell'indebita percezione di finanziamenti comunitari. L'attività delle Fiamme Gialle di Capodorlando ha svelato una truffa posta in essere dall'amministratore di una società agricola sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e sul Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale, che nelle campagne dal 2017 al 2021 aveva ricevuto risorse comunitarie non spettanti per un importo totale di circa 190.000 euro. L'amministratore della società agricola, attraverso diversi stratagemmi, aveva indicato nelle domande uniche di pagamento inoltrate all'Agea terreni di proprietà del demanio della regione siciliana, in realtà mai concessi, terreni di proprietà di soggetti totalmente ignari, oltre a terreni contrattualmente destinati al pascipascolo, che normativamente non consente di richiedere contributi. L'amministratore è stato denunciato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e la società è stata segnalata per gli aspetti concernenti la responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente dal reato. Cambiamo decisamente argomento, caldo africano e rischio incendi in tutta la Sicilia, in particolare nel Palermitano, e così chi ha subito danni lo scorso anno li ricorda e sostiene di avere paura perché non è cambiato nulla. Marco Gullà. L'allerta è arancione per rischio incendi a causa di forti ondate di caldo, un caldo africano che avvolgerà in queste ore in particolare la città di Palermo e poi la provincia, e così molti cittadini ripiombano nell'incubo vissuto l'anno scorso, quando gli incendi misero in ginocchio tantissime zone del capoluogo e molti paesi dell'Interland. Lo scorso anno quello che abbiamo passato l'inferno su terra, incendi ovunque, hanno perso la vita 6 persone, tra cui mio padre. Oltre mio padre, ovviamente, tante persone hanno perso la casa. Ci sono stati ettari ed ettari di boschi bruciati, un inferno sulla terra. E guardate già la mappa degli incendi in Sicilia nelle ultime ore, roghi in molte province. Chi ha subito danni l'anno scorso ha il timore che con l'aumento delle temperature l'incubo incendi tornerà in auge. Si diramano gli allerta, ovviamente la popolazione siciliana è tutta avvilita perché chi ha vissuto il disastro dell'anno scorso ne ha ancora un ricordo che è veramente da cappone alla pelle. Quindi io do dei consigli: organizzatevi sempre con i vostri vicini, i vostri dirimpettai anche di montagna. Io spero che qualcosa si smuova quest'anno e per i prossimi anni, non solo per Palermo, per tutta la Sicilia, perché sembra che siamo proprio uno stato a sé, siamo stati abbandonati da tutti. Noi siamo già in crisi. Adesso ci spostiamo a Catania e vi mostriamo le difficoltà di chi si sposta in carrozzina con la metropolitana. In alcune fermate sono praticamente off limits ai disabili, in altre è quasi un'impresa prendere l'ascensore. Sentiamo Tonino De Mana. Anarchia, sosta selvaggia, barriere architettoniche. Sono almeno 3 a Catania le complicazioni per i diversamente abili, a cui si aggiunge un altro ostacolo, ovvero muoversi in metropolitana. Mobilità insostenibile per chi si sposta in carrozzina, con la tratta poco inclusiva tra Stesicoro e Nesima. In attesa di consegnare le stazioni Fontana e Montepo, lo si vede nel pannello, per i disabili è off limits l'accesso alle stazioni Galatea, Italia, Giuffrida e Borgo. Praticamente sono impossibilitati a raggiungere il centro cittadino. Si
parla tanto di mobilità sostenibile, eppure ancora oggi nel 2024 raggiungere il centro della città con la metropolitana per una persona con disabilità è impossibile, in quanto le fermate della metro sono inaccessibili. Tutto ciò è non solo insostenibile ma anche vergognoso. Nella fermata Cibali, questa volta con il logo della carrozzina, non mancano altre difficoltà. In questo caso l'ascensore nel terminal di via Bergamo c'è, ma il pulsante è disabilitato per scendere ai piani sotterranei e manca pure la targhetta per chiedere l'intervento del personale autorizzato. Dopo aver pigiato il pulsantino per l'ascensore non è arrivato, non si azionava. A quel punto abbiamo cercato di trovare un numero qualcosa per poter contattare qualcuno, ma non c'è nessun tipo di riferimento. Per tutti, niente servizi igienici in metro. Che non ci sono qui, ma anche nelle altre, sono assenti. E questa è una cosa tutta nostra catanese. Niente metro. Per raggiungere Borgo o Corsa Italia, per fare un esempio, bisogna quindi servirsi di strade e marciapiedi, e sono dolori, come nel caso della circonvallazione di Catania, dove pali, aiuole e scalini non permettono il transito e rappresentano un ostacolo difficile da raggirare. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco, vi porteremo a vedere delle immagini molto belle di una frana avvenuta su Monte Pomiciaro a Catania. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, franata la parete sud-est di Monte Pomiciaro sull'Etna. Nelle spettacolari immagini riprese dal drone della Forestale vi mostriamo le fasi del crollo su una zona della Valle del Bove. Il servizio è di Giusy Lazzara. Prima un gran polverone visibile da Taormina che ha ingannato persino la Guardia Forestale che pensava a un incendio. In realtà è stato il crollo della parete sud-est del Monte Pomiciaro a quota 1700 sull'Etna a far sollevare la nube. Nelle immagini del drone della Forestale si vede la frana che sta riversando centinaia di metri cubi di detriti su una zona impervia della Valle del Bove. In stato d'allerta la Forestale di Zafferana che monitora da 10 giorni le microfrane culminate con il crollo di domenica mattina. E non è la prima volta che vediamo cedere una parete rocciosa sull'Etna. Quest'anno però c'è una novità, dice Salvo Casella, comandante della Forestale di Zafferana, legata alla siccità che ha reso il terreno meno resistente all'erosione. Adesso sotto controllo il sentiero zoccolaro che costeggia il costone che si sbriciola e si inerpica per arrivare a una piazzola dove c'è una veduta dell'Etna. Sale l'allerta anche per il sindaco di Zafferana, Salvo Russo, che prima di essere rieletto aveva emesso un'ordinanza per il divieto di transito su questo sentiero agli escursionisti e ai turisti. Andiamo ad Agrigento, nella Valle dei Templi, è iniziata la 9ª campagna di scavo all'interno del quartiere ellenistico romano. Coinvolti studenti universitari in arrivo da tutta Italia. Davide Sardo. Il litorale agrigentino, compreso nel parco archeologico, è un cantiere in corso. Da ultimo sono appena iniziati dei lavori di scavo nella zona di Villa Romana in contrada Durrueli tra Porto Empedocle e Realmonte. E adesso inizia un'altra campagna di scavi ad Agrigento nel quartiere ellenistico romano. E la città dei Templi assurge e si consolida come meta di studio e ricerca di archeologi, soprattutto giovani, provenienti da ogni parte d'Italia, testimoniando interesse e attenzione verso ciò che non è ancora stato esplorato intorno alle colonne doriche. Questo qui è un cantiere didattico, quindi siamo tutti studenti dalla triennale alla scuola di specializzazione, anche alcuni dottorandi, e quindi è un'esperienza prima di tutto formativa e didattica. Siamo nel vano centrale dell'abitazione che fa parte di un sistema di 3 stanze, le più importanti dell'abitazione, dove gli uomini si riunivano a banchetto. È un ambiente prestigioso di questa casa antica e in questo momento stiamo scavando il crollo dei piani superiori. Allora, questo è un sito straordinario da tutti i punti di vista, assolutamente. Il parco della Valle dei Templi è un contesto assolutamente straordinario, rarissimo a livello proprio del Mediterraneo. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di iniziare uno scavo in una casa che è perfettamente conservata per una serie di motivi che stiamo adesso studiando. Nel 2013 sono venuti alla luce i resti di ben 2 edifici termali, complessivamente di piccole dimensioni ma molto interessanti. Dalle precedenti opere nel luogo sono emerse pitture parietali all'interno di case, mosaici, ceramiche corinzie e frammenti di
di ceramica rodio cretese dell'antica Kragas, fondata nel 580 a.C. E oggi, dopo il nostro telegiornale 14.30, un appuntamento con Sicilia 24 Focus. Si parlerà di sterilizzazione, microchippature e visite gratuite di cani e gatti, dei servizi offerti dall'ASP di Catania e dell'iniziativa della LAV, che da oggi a Catania e poi in altre città effettuerà alcune attività per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità sociale che vivono con cani e gatti. Parlerà appunto la collega Adelaide Barbagallo con il direttore igiene urbana e veterinaria dell'ASP di Catania, Michelangelo Privitera, e per la LAV con Alessandra Ferrari. Le vostre domande possono arrivare con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 74 55005. L'appuntamento in diretta su Telecolor e in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora per una pausa e poi torniamo con il calcio. Sono giorni di calciomercato per il Palermo, siamo dunque al calcio, sentiamo cosa bolle in pentola. Marco Gullà. Nomi, interessi e già potenziali trattative. Prosegue il mercato del Palermo con De Santis e Bigon che studiano i migliori nomi per la prossima stagione. Un profilo per rinforzare la difesa con esperienza sarebbe quello di Ferrari, che a fine giugno si svincolerà dal Sassuolo. Sul calciatore che Dionisi ha allenato però ci sarebbero anche Como e Venezia. Nel Sassuolo, più defilati, ci sarebbero anche De Frelle e Mulattieri che interessano ma non sarebbero al momento una prima scelta. L'altro nome è quello di Borrelli, con i rosa alla porta dopo lo strappo col Brescia. Il Frosinone, che ne detiene il cartellino, non sembra intenzionato a confermarlo. In difesa si raffredda la pista cacace per i troppi soldi richiesti dall'Empoli, 4 milioni di euro. Il Palermo inoltre sarebbe interessato a Jari Van de Putte, esterno del Catanzaro reduce da ottime stagioni. Sul giocatore però c'è tanta concorrenza. Piace anche Giuseppe Caso, vicino ai rosa nelle scorse sessioni di mercato. E in attesa di Toscano, il Catania ha già cominciato a guardarsi attorno per costruire la squadra della prossima stagione. Sentiamo Marco Carli. Una piazza, un club dei colori che non hanno niente a che vedere con la Serie C e che sono adatti ad altri e più alti palcoscenici. Si sono trovati su questa lunghezza d'onda i dirigenti del Catania, Faggiano l'ha anche più volte ripetuto in conferenza stampa, ma anche l'allenatore scelto dagli etnei, quel Domenico Toscano che ha un'altissima considerazione di Catania, valutandolo appunto un lusso per la C. Lui, che è considerato come un mago delle promozioni dalla terza serie alla cadetteria, lo dicono i numeri, l'unico tecnico ad aver vinto 5 campionati di Serie C, l'ultimo a Cesena, società con cui ha ancora un anno di contratto ma da cui si svincolerà. In Romagna danno come fatto l'arrivo di D'Aversa al suo posto, dunque risolto a breve il nodo sarà Catania con probabile buona pace di Bari e Salernitana. Il tecnico calabrese, come risaputo, gioca 3 in difesa e in Romagna ha vinto il campionato con 2 sottopunte alle spalle dell'unico attaccante. Di nomi per Catania già ne sono circolati parecchi: Artistico, attaccante di valore su cui i rossazzurri lavorano da tempo, capomaggio del Cirignola per il centrocampo, mentre per la difesa si parla di Moretti dell'Inter, l'ultima stagione con la Pro Patria. Un mese per creare l'ossatura della squadra e l'obiettivo che vogliono centrare Faggiano e Grella insieme al tecnico designato. Per Sicilia 24 è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19. Vi lascio adesso con il Focus condotto da Adelaide Barbagallo. A tutti buon pomeriggio.